Sulla lista dei non amici del sindaco Brugnaro, entrata nel fascicolo d'indagine Palude e trovata nell'ufficio di uno dei suoi collaboratori, l'opposizione sta alzando la voce. Ora ufficialmente chiede al sindaco di riferire, di spiegare, di precisare. E Brugnaro risponde così ai nostri microfoni. Vado a dirglielo, basta che non si arrabbiano ancora, cioè se uno mi offende posso dirle che è un maleducato, che è un'offesa o va bene lo stesso. Ci vado in commissione, vado in consiglio, ho sempre dato dappertutto, che dopo hanno paura. Poi se parlo dico, parla massa, cioè allora vengo, parlo, ma se parlo io sono fatto così, devo esplicare il mio pensiero. C'è gente più sintetica, io sono fatto così. Brugnaro precisa di essere stato la vittima di queste offese, vittima dei leoni da tastiera di qualche giornalista. La cosa divertente è che chi offende e poi passa la parte della vittima, questa è una cosa incredibile. Allora, mettiamo un po' di ordine sulla situazione. Durante l'inchiesta è stato perquisito da Erche Donadini il suo ufficio, per cui il suo personale. In merito all'inchiesta, ripeto, è stata trovata questa lista, non è una lista, è una raccolta di dati pubblici, tra l'altro, cioè ci sono articoli dei giornali piuttosto che chat, eccetera, eccetera, dove lui ha raccolto i dati che in sostanza offendevano me o il sindaco. Quando ho finito di fare il sindaco, prendo l'elenco di quelli che mi hanno offeso e verifico le condizioni. La lista, spiega Brugnaro, serviva per raccogliere le offese, non per denunciare qualcuno durante il suo mandato. Una lista riservata che sarebbe rimasta nel cassetto e esaminata dal sindaco solo alla fine. Inserita però nelle 38.000 pagine dell'inchiesta, è stata pubblicata. A quel punto quelli che hanno diffamato hanno anche alzato i toni dicendo c'è una lista di prescrizione, non c'è niente di prescrizione, sarebbe stata riservata, detto che le offese erano già pubbliche, però così me le hanno dette 2 volte perché ho dovuto rivedere le stesse offese sui giornali. L'occasione è anche quella di fare un commento sull'intera vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto. Sono deluso, sono un po' amareggiato, cioè vorrei continuare a credere nella giustizia e invece secondo me il rischio qual è? Io ho paura che vorranno andare avanti e io dovrò difendermi nelle sedi opportune, non mi difenderò certo dal processo ma nel processo se ci fosse. Non posso fare altro. E infine, l'amara riflessione. A qualcuno gli starò antipatico, cosa vuoi ti dica? Non è colpa mia, però nella vita io tutto quello che ho me lo sono guadagnato, se questi hanno invidia non so cosa farci, però lo dico a tutti, non siete tutti così veneziani, non siete tutti quanti così mestrini.